Che fosse un percorso a ostacoli l'autonomia del Veneto era risaputo, ma forse in troppi sottovalutano quello, o meglio, quelli che rischiano essere dei veri e propri muri invalicabili, ovvero il voto dei due rami del Parlamento. Perché la norma sottolinea come la bozza sull'autonomia, una volta varata dal governo per diventare legge dello Stato, dovrà ottenere la maggioranza qualificata, ovvero alla Camera il voto favorevole da almeno 316 deputati su 630 e al Senato quello da 161 senatori su 315 eletti a Palazzo Madama. La maggioranza di governo voterà il reddito di cittadinanza, ma certo perché è nel contratto di governo, e la maggioranza voterà quota 100 perché è nel contratto di governo, così come è stato per la legittima difesa, per lo scambio politico-mafioso, per il decreto dignità e così come sarà per l'autonomia. Mi aspetto che anche parte dei deputati di Forza Italia piuttosto che di altri partiti veneti o che comunque fanno parte di quelle regioni che chiederanno l'autonomia voteranno a favore. Di parere diverso chi alla Camera sta all'opposizione, ma che si è sempre espresso per il sì all'autonomia. Non mi sembra che stia andando proprio tutto bene, mi auguro che tutti i parlamentari veneti davvero in modo trasversale si mettano insieme. Infatti sarà indispensabile il consenso trasversale di tutti i veneti e non solo perché il voto dal sud è tutt'altro che scontato, anche se l'onorevole Baratto cerca di essere ottimista. Quando capiranno che è un interesse anche per loro sicuramente voteranno a favore. E sulla posizione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, che più fronti definiscono contrari all'autonomia del Veneto, dal Senato il segnale lo descrive così l'onorevole Candura. Il contratto di governo per noi è sacro, lo è stato fino ad oggi, non vedo perché dovrebbe cambiare domani.